Conferenza stampa oggi di presentazione del Fastuca Fest qui all'Ente Parco. Raffadali protagonista per 3 giorni. La quarta edizione del Fastuca Fest, un ringraziamento va all'associazione che ha curato nei minimi particolari tutta la manifestazione, organizzata quest'anno a grandissimi livelli, avrà anche un risalto nazionale, considerato che il giorno 15 avremo a Raffadali i giornalisti di Rai 1 al fine di parlare di questo evento e di anticipare un attimino quelle che sono la programmazione nazionale. Il 21 avremo la commissione ministeriale per il riconoscimento del pistacchio DOP. L'associazione, devo dire, insieme con il comune e con tutti i coltivatori, i produttori, coloro che trasformano il prodotto, hanno lavorato intensamente affinché ciò avvenisse, e oggi penso che dopo anni di sacrificio e di lotte, perché non è semplice, riusciremo a raggiungere questo obiettivo. Ecco, 3 giorni che si articolerà in tante iniziative, Sindaco. Sì, tantissime iniziative, ci saranno manifestazioni in piazza, più che altro delle manifestazioni culinarie in cui sarà esposto il prodotto, sarà realizzato lì il prodotto utilizzando il pistacchio raffadale di chef sia regionali che nazionali. Sarà 3 giorni di festa, 3 giorni di degustazione, 3 giorni di relax in un paese pulitissimo. Di anno in anno noi stiamo avendo dei riscontri notevoli al riguardo, ma la cosa più bella che ci gratifica è che dopo 3 anni di lavoro quest'anno avremo il riconoscimento della DOP del pistacchio del Raffadale, affinché il giorno 21 alle ore 16 all'aula consiliare del comune ci sarà la pubblica adozione, dove verranno i responsabili del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di Roma a riconoscere insomma questo lavoro da noi fatto e di mettere in atto il disciplinare che abbiamo istituito. La manifestazione quest'anno si svolgerà su 3 giorni come l'anno scorso, ma soprattutto il sabato e la domenica, visto la presenza anche di diversi ospiti regionali e non solo. Abbiamo deciso appunto di fare una 3 giorni con il sabato e la domenica dalle ore 12 fino a tarda serata. Oltre a questo ci sarà la possibilità anche di poter avere 2 spazi show cooking con importanti chef della nostra provincia, lo chef Gambuzzi del ristorante Hotel Villatena, lo chef Ferraro del ristorante Capitolo Primo, avremo la Brigata Mandra Rossa, avremo la Federazione Italiana Cuochi, diversi partner che ci permettono anche di valorizzare il prodotto locale. Noi avremo il pesce del pescato locale di Sciacca, avremo l'Istituto Niccolò Gallo che ci permetterà di avere una qualità e anche nel servizio e nella preparazione dei pasti. Diversi nostri partner che oggi sono presenti alla festa ci garantiscono di fare un salto di qualità. Ci sarà anche la presenza il venerdì del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che sostanzialmente darà la pubblica audizione per il riconoscimento delle ADOP, una ADOP che va a valorizzare oltre i 14 comuni della provincia di Agrigento, e quindi un territorio che va ad avere un effetto importante sullo sviluppo economico della nostra provincia. Questo è il percorso che ci siamo dati un paio di anni fa e che oggi sicuramente con la festa andiamo a valorizzare, con la presenza di diversi trasformatori. Abbiamo 16 aziende nel percorso del gusto che materialmente trasformeranno il pistacchio come elemento fondante appunto di diversi piatti, dolce o salato che siano.